Incontro stamani ad Agrigento presso il Teatro Pirandello per discutere delle ZES, le zone economiche speciali, che costituiscono un'opportunità concreta di sviluppo per il Mezzogiorno d'Italia. Le agevolazioni fiscali previste, ancor più quelle amministrative, possono sicuramente contribuire ad attrarre imprese che non si sarebbero comunque insediate nel Sud Italia, con evidenti ricadute positive sul tessuto imprenditoriale locale. Presenti diversi componenti degli ordini professionali. Il primo cittadino è il responsabile delle ZES per la Sicilia occidentale. Anche Agrigento rientra in queste zone e non ha una grande rappresentanza, però è fondamentale che anche la zona nostra, le zone industriali, le zone economiche in genere vengano valorizzate. Sono lusingato ad avere qui la presenza del commissario del governo. Penso che questo sia un altro tassello per lo sviluppo economico della nostra provincia. Ecco, un incontro oggi ad Agrigento per specificare determinati obiettivi. Ecco, quali sono gli obiettivi? Agrigento rientra nella ZES? Sì, Agrigento ha una zona industriale che rientra, una parte di zona industriale che rientra nella zona economica speciale e insieme al resto della provincia, ai comuni della provincia, a mio avviso ha una grandissima potenzialità di sviluppo. La struttura commissariale ha già incontrato diversi imprenditori che hanno mostrato interesse per la zona, dove sono oltretutto ubicati due porti, quello di Ricata e quello di Porto Empedocle, e in un'ottica di sistema, da questo punto di vista, ritengo sia una provincia che può avere potenzialità di sviluppo grazie alle zone economiche speciali. Ecco, ricordiamo i benefici brevemente della ZES, ci sono determinati contributi, agevolazioni fiscali, ecco perché le aziende dovrebbero aderire. Le agevolazioni sono fondamentalmente di due tipi, una di tipo fiscale, che è un credito d'imposta fino a 100 milioni di euro che dà anche la possibilità di acquistare terreni o ristrutturare capannoni, e poi invece le agevolazioni amministrative con tempi ridotti. Noi abbiamo dato la prima autorizzazione, il tempo previsto era 60 giorni, l'abbiamo data in 28 giorni, quindi una spinta a sburocratizzare nelle zone economiche speciali, sperando che diventi un esempio anche per le zone non speciali e quelle ordinarie.